Jacobs ha fatto una preparazione eccezionale, quindi al di là dell'immagine che magari ha, è un atleta molto professionale, ha un ottimo allenatore e hanno proprio fatto un lavoro molto preciso e molto puntuale. Jimbo è genio e sregolatezza che è riuscito a mettere in un momento di difficoltà, perché lui è arrivato a Tokyo in un momento di difficoltà, la gara della vita. Quando la mente è benzina per il corpo, sostiene ed amplifica le sue potenzialità. Lo abbiamo capito grazie ai successi dei due campioni veneti in gara a Tokyo, due medaglie diverse, due storie diverse, ma due percorsi che insegnano come il successo sia controllo, impegno, lavoro, anche della mente. Ce lo spiega proprio la psicologa dello sport piemontese di nascita, trevigiana d'adozione, Marcella Bonus, che segue diversi atleti in gara a Tokyo. La mente dell'atleta, così come il corpo, è un qualcosa che sempre ha sollecitato l'obiettivo principale è quello di rendere l'atleta autonomo, indipendente e quindi questo fondamentalmente ci permette, quando gli atleti sono lontani, di riuscire a lavorare mentalmente anche senza il nostro aiuto. Psicologa dello sport ed ex atleta, sta seguendo i suoi ragazzi da casa, non serve, dice Marcella, essere sempre a bordo campo. Il primo obiettivo è aiutare l'atleta a vivere nel miglior modo possibile l'esperienza sportiva. Quando inevitabilmente ci sono delle discrepanze tra quella che è una prestazione potenziale e una prestazione reale, o quando magari le famiglie o gli allenatori dicono c'è bisogno di un supporto. Ecco, quindi non c'è età. Attenzione, ricorda Marcella, l'aiuto psicologico serve non solo per aiutare a salire sul podio e dare il meglio, ma anche per gestire lo stress della vittoria e della sconfitta. Gestire la vittoria non è sempre facile, molto sui giornali si dice: "E adesso che cosa succede?" No, "E adesso quali sono i prossimi obiettivi?" Ecco, io penso che una cosa su cui stare attenti, intanto è lasciare il tempo all'atleta di metabolizzare quello che ha fatto, quindi il risultato incredibile che ha ottenuto, un processo di consapevolezza su che cosa ha funzionato per cercare proprio di dare un imprinting anche al cervello.